Indagine sui suoli nel Manieghese ne abbiamo incidentalmente trattato anche ieri nella risposta che l'assessore ha dato all'interrogazione appunto mia di ieri e grazie alla quale abbiamo saputo appunto che sono stati fatti dei campionamenti e che le analisi sono in corso. 2 settimane fa ARPA, interpellata in merito appunto allo stato delle indagini, non aveva parlato di campioni già eseguiti e di analisi in corso, ma solo di autorizzazione che era stata richiesta all'esercito per i campionamenti che ricadono nel suolo del demanio militare. Quello che evidentemente mi piacerebbe sapere oggi, più nello specifico, ma non so se l'assessore appunto potrà darmi risposta, è se appunto in questi 4 mesi sono stati eseguiti tutti i campioni previsti, che sono 10, non sono un numero elevato, o se dovremo aspettare appunto ancora a lungo per avere i risultati di tutti i prelievi. Ieri, da un incontro pubblico che c'è stato dell'amministrazione comunale a Maniago, l'amministrazione è a conoscenza di 2 prelievi che sono stati fatti ad oggi, quindi insomma volevo un aggiornamento sulla questione. Grazie. Grazie a lei. Assessore Vito. Consigliera, l'attività di indagine ambientale iniziata nel settembre 2016 è in corso e, stante la sua complessità, in particolare per quanto riguarda la difficoltà di accesso a talune aree private o appartenenti al demanio militare, non è ancora conclusa. L'Agenzia sta comunque operando di concerto con il Comune per superare queste criticità e consentire dunque una piena valutazione di tutti gli elementi informativi necessari anche in termini di significatività e rappresentatività. In particolare, in merito alle attività già realizzate, ARPA Friuli Venezia Giulia riferisce che ha effettuato 2 campionamenti in un primo punto di indagine in data 16 novembre 2016, 2 campionamenti in un secondo punto di indagine in data 7 dicembre 2016. I campioni sono stati consegnati al laboratorio di ARPA in data 15 dicembre e le analisi sono ancora in corso e dovranno essere oggetto di valutazione complessiva nel contesto del piano di indagine. I parametri ricercati nei campioni sono il diossine e i policlorobifenili. ARPA Friuli Venezia Giulia ha altresì effettuato 2 incontri presso la sede dell'amministrazione comunale di Maniago in data 16 settembre 2016, 8 novembre 2016 e 3 sopralluoghi in data 12 ottobre 2016, sopralluogo congiunto con il Comune di Maniago, 1 dicembre 2016, 7 dicembre 2016. Grazie. Fratolin, prego. Sì, allora io ringrazio l'assessore della risposta, però devo fare alcune puntualizzazioni ovviamente. Allora, è passato un anno da quando si sono annunciate le indagini sui terreni e abbiamo aspettato, e con abbiamo intendo i cittadini, fino a settembre per veder formulato il piano di campionamento che tenesse conto appunto delle ricadute delle emissioni degli impianti che sono appunto che riguardano appunto il territorio. Tra l'altro faccio un inciso, mi auguro che sia stato fatto uno studio approfondito dei venti della località, che in zona non era mai stato fatto e finora si è sempre utilizzato un modello teorico basato su centraline che sono molto distanti dalla zona. Piano di campionamento appunto di settembre, che vorrei ricordare prevedeva tutto fuorché i PCB, che sono sempre stati l'inquinante più presente in tutte le analisi fatte finora, da quelle del 2011 ad oggi, anche sui campioni risultati entro i limiti, anche sui campioni lontani dalla zona industriale, contrariamente a quanto sostenuto in quest'Aula dall'assessore in merito, e questo può verificarlo chiunque con le analisi alla mano. Lo stesso direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria 5 ieri pubblicamente ha confermato che la ricerca dei PCB nel terreno andava prevista da subito, cosa che quindi smentisce la fantasiosa lettura dei dati precedenti al 2016 che è stata usata come giustificazione. Oltre a questo, ieri abbiamo saputo sempre dal direttore che
è stato fatto dall'azienda sanitaria l'incrocio dei dati sulla mortalità per alcuni tipi di tumore, quelli correlati all'accumulo di diossina. E purtroppo i numeri non possono evidenziare correlazione di alcun genere, semplicemente perché il campione della popolazione non è statisticamente rilevante. Questo si poteva già immaginare da prima, perché purtroppo appunto la densità di popolazione è scarsa nel territorio. Peccato che sempre secondo i risultati finora, ripeto, gli inquinanti più presenti sul territorio sono i PCB e non le diossine, e quindi non si capisce perché andare a ricercare patologie e mortalità per patologie tumorali correlate alle diossine. Bisognerebbe fare una ricerca su endometriosi, infertilità e deficit dell'attenzione, e una volta fatto notare ciò, ieri, il direttore del Dipartimento di Prevenzione, che concorda sempre, da lui abbiamo avuto l'assicurazione che provvederà anche a ricercare questi dati. Dunque, Assessore, mi permetta di dire così, in maniera proprio come battuta, che un po' mi sembra di avere a che fare con i miei figli quando devono fare i compiti. Bisogna tenerli sotto controllo. Allora, io posso capire che non bisogna fare allarmismo e non bisogna alimentare il clima di sfiducia verso le istituzioni, ma fino a un certo punto i cittadini hanno bisogno di delle risposte, e se queste non arrivano in tempi congrui, e ritengo che 6 anni dai primi campanelli di allarme forse non sono tempi congrui, a questo punto sono le stesse istituzioni che alimentano questo clima. Grazie.